Il testamento può valere anche come confessione? In un precedente video abbiamo parlato della possibilità di fare testamento senza rivolgersi al notaio. Nel video abbiamo spiegato quali sono i requisiti formali del testamento da rispettare e abbiamo fornito alcuni spunti sul contenuto del testamento. Vi lasciamo il link nei commenti. In questo video ci dedichiamo proprio al contenuto del testamento. Il contenuto del testamento può essere vario. Il testatore può disporre dei propri beni, ad esempio potrebbe attribuire a un erede la proprietà di un immobile e a un altro erede una certa somma di denaro. In questi casi la disposizione testamentaria ha un contenuto patrimoniale. Il testamento però può contenere anche delle disposizioni con contenuto non patrimoniale. Ad esempio, in un caso deciso dalla Cassazione con una recente ordinanza dell'8 giugno del 2022, il testatore aveva scritto nel proprio testamento di aver donato al figlio il podere nel quale viveva. Il decuius aveva precisato di non aver ricevuto alcun corrispettivo per il trasferimento della proprietà del podere. Gli eredi del testatore, nello specifico tutti i suoi figli, non erano a conoscenza della donazione disposta in vita dal padre in favore di un solo figlio, perché il decuius all'epoca del trasferimento della proprietà del podere aveva stipulato una compravendita e non una donazione. Tra gli eredi del testatore è sorta una controversia che riguardava l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita del podere stipulato dal padre, atto di compravendita che simulava una donazione in favore del figlio, come risultava dal testamento pubblicato al momento della morte del simulato alienante. La Cassazione ha affermato che la dichiarazione contenuta nel testamento configura una confessione stragiudiziale, in quanto è destinata ad avere, all'apertura della successione, un duplice effetto, sfavorevole per il testatore e favorevole per il destinatario della dichiarazione. Nello specifico, la dichiarazione confessoria ha avuto un effetto sfavorevole per il figlio beneficiato dalla donazione dichiarata dal padre nel proprio testamento, figlio subentrato nella posizione del padre in quanto erede, e un effetto favorevole per gli altri figli, che hanno appreso della simulazione della compravendita solo in seguito alla morte del padre. Un altro caso potrebbe riguardare la dichiarazione contenuta nel testamento circa l'estinzione di un credito vantato dal decuius, che gli eredi ritenevano ancora esigibile. Questi esempi dimostrano che è bene prestare attenzione alla redazione del testamento anche per quelle parti che potrebbero sembrare meno rilevanti, in quanto prive di contenuto patrimoniale. Iscrivetevi al nostro canale, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto civile. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.